Nordica Extra Flames da 50 anni riscalda la vita, il payoff dell'azienda, esprime un pochettino tutto. I valori, tradizione. È indubbio che nella nostra produzione c'è tutta la tradizione italiana, ma c'è tutta la tradizione di questo prodotto che oggi ha preso un risvolto internazionale. La sostenibilità è sicuramente uno dei nostri primi obiettivi. Se in passato l'obiettivo primario era quello di adeguare un design a quelli che erano i mercati ipotetici per la vendita di quel prodotto, oggi il primo obiettivo è sicuramente avere le performance del prodotto che ti diano dei risultati molto importanti anche alla luce di quelle che sono e saranno le nuove direttive che vedono giustamente una strada tracciata verso basse emissioni ed alti rendimenti. Oggi ci presentiamo con parecchi modelli nuovi di prodotti che sono rivolti ad un parco di clienti molto eterogeneo. Abbiamo delle novità importanti sulle cucine a legna, abbiamo delle novità importantissime sui camini, sulle stufe e soprattutto sui prodotti a pellet. Ritorno alla cucina a legna, ma in uno stile moderno, lo stile nordica, è un po' un perfetto mix. Quali sono le caratteristiche che le cucine devono avere, così come i prodotti nordica? La cucina deve mantenere quella che per tradizione è la cosa più importante, quindi l'efficienza del forno. La cosa più importante è curare quelli che sono gli elementi fondamentali, quelle che sono le ragioni per cui una persona vuole comprare, vuole cucinare in un prodotto del genere. Quindi forno efficiente, e devo dire che abbiamo dei forni che raggiungono in maniera omogenea i 250 gradi senza nessun problema, mantenendo un consumo ridotto del combustibile e soprattutto permettendoti di usarlo anche in condizioni che propriamente non avrebbero bisogno di un riscaldamento. Quindi mi viene in mente in un periodo primaverile o addirittura estivo dove accendere la cucina a legna ti può creare qualche disagio per il caldo che produce. Ecco, si riesce a regolare bene la temperatura portando quasi tutto il caldo verso o la piastra di cottura oppure verso il forno senza rilasciarlo troppo in ambiente. Novità anche per quanto riguarda il riscaldamento, quindi la fiamma. C'è una varietà di prodotti con delle funzionalità diverse, delle prestazioni diverse proprio a favore di tutti i mercati che tocchiamo, che sono in particolar modo europei, ma cominciano ad essere anche al di fuori dell'Europa. Il prodotto a lei più caro è quello che presenterebbe a tutti come il suo vessillo. Non posso dimenticare tutta la gamma delle stufe a pellet che per primi siamo stati tra i primi ad introdurre nel mercato italiano con grosse soddisfazioni. Lo sviluppo che abbiamo avuto nel pellet è stato uno sviluppo molto importante, uno sviluppo che ha visto sia la parte estetica ma anche e soprattutto la parte tecnica fare dei progressi molto importanti. Poi ci sono i camini, le cucine ovviamente sono la parte a cui io sono più affezionato, ma se andiamo a vedere ci sono le nuove esecuzioni come l'esecuzione Velvet che ha un marmo particolare che, come dice il nome stesso, al tatto ha una sensazione molto strana, una sensazione che non ti aspetti da un marmo. Futuri 50 anni, futuro di Nordica Extra Flames? Futuro di Nordica Extra Flame immagino e spero sia sempre in questo settore che sta piano piano adottando delle regole molto restrittive che condividiamo pienamente, perché ovviamente credo che la cosa più importante sia
dare qualità al cliente, sia dare soprattutto un prodotto che abbia e rispecchi quelle che sono le condizioni necessarie che dobbiamo avere oggi, e poi per i prossimi 50 anni potrei dire qualcosa, poi spero che ci sia qualcun altro che prenda il mio posto.